Buonasera da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, siamo qua al centro commerciale Il Porto che sta festeggiando appunto 30 anni dalla sua apertura e abbiamo avuto il piacere di seguire delle performance atletiche di altissimo livello della New Sagittario Team di Rovigo e per questo abbiamo il piacere di intervistare il maestro di questa palestra. Salve a tutti, mi presento, sono il maestro Massimiliano Castellacci della scuola del New Sagittario Team. Abbiamo visto una piccolissima esibizione dei miei ragazzi. Questa disciplina è nata da poco ed è un mix di karate e varie discipline marziali con un sottofondo musicale e con l'uso anche delle armi, fra virgolette, armi giapponesi, armi cinesi. In questo caso abbiamo visto il bo, abbiamo visto il nunchaku, abbiamo visto la katana. Ecco, questo è un po' il sunto di tutta l'esibizione di oggi. Voi avete atleti di tutte le età. In quanto tempo si forma un atleta per raggiungere questi risultati che abbiamo visto oggi? Io insegno dai bambini che vanno dai 6 anni fino ad arrivare agli adulti 35-40 anni. Normalmente un bambino in 4-5 anni si arriva ad avere una certa situazione che permette al ragazzino, al bambino, di affrontare le prime gare. 4-5 anni normalmente. Nella vostra palestra annoverate anche dei campioni mondiali di questa disciplina. Sì, ci sono vari campioni del mondo, atleti della nazionale italiana. Tra poco i nostri ragazzi parteciperanno a una gara internazionale che si terrà a Jesolo. Io sono direttore tecnico della nazionale italiana e quindi speriamo bene, ecco, speriamo bene. Ecco, ho il piacere di presentarvi un mio atleta, forse la punta di diamante della squadra, Matteo Gottardo, vincitore di già 3 Coppe del Mondo, membro della nazionale italiana, partecipato ai campionati del mondo WACO 2022 che sono andati un po' così e così. Lascio la parola al mio allievo Matteo. Faccio questa disciplina da più o meno 7 anni, quasi 8, sempre con il maestro Castellacci. Chi sono gli atleti più forti in questo momento, i tuoi competitor? I più forti di questa disciplina sono atleti americani, vengono dall'America, ci sono anche alcuni atleti inglesi che sono abbastanza forti e un atleta russo in particolare, sperando di poterli incontrare presto a qualche gara. Si è riaperta un attimo questa categoria dopo il Covid, si sta riprendendo un po' adesso, quindi speriamo di poterli incontrare presto e perché no, magari batterli e vincere. C'è un progetto per farla diventare disciplina olimpica? Si sta parlando di renderla olimpica, però penso sia ancora un procedimento ancora abbastanza lungo. Non penso alle prossime Olimpiadi, non so se le prossime ancora, è quello che ci stiamo augurando tutti, ci speriamo. Sì, da un paio d'anni abbiamo ricevuto il riconoscimento da parte del CONI, quindi questo è già un grande passo avanti. Adesso aspettiamo il riconoscimento definitivo nella speranza, appunto come diceva Matteo, non magari nelle Olimpiadi prossime ma le future, che questa disciplina venga riconosciuta con gli oneri che merita.